Secondo Tessalonicese, capitolo 1. Indirizzo e salute. Paolo, Silvano e Timoteo scrivono a Chiesa Tessalonica, a voi che appartenete a Dio, Padre e o Signore nostro Gesù Cristo, che lo stesso Padre e o Signore nostro Gesù Cristo, può essere a voi sempre a razza e a pace. Ringraziamento e incoraggiamento. Frate mio, abbiamo sempre ringraziato Dio per voi. È una cosa giusta che facciamo perché la fede vostra sta portando assai profitto. E l'amore che tenete l'uno con l'altro sta crescendo tutti i giorni. Io sono assai contento di voi e richiesto rende a tutte le chiese cristiane, perché voi siete forti e continuate a credere pure in mezzo a tanti dormienti e malapatenze che state pigliando nei piedi, che la vita sopportare in un segno e che il giudizio è giusto è Dio. Tutte queste malapatenze faranno diventare rigne che lo regna Dio per tutte quelle che state malapatendo. Perché Dio, che è sempre giusto, tormenterà pure a tutti quelli che vi stanno guidando. E voi invece, che state malapatendo, darà lo stesso sollievo che darà a noi. Tutto questo succederà quando il Signore scenderà a cielo e accompagnerà innanzi a voi, insieme a tutti gli angeli potenti suoi. E tanto, come sta scritto nella Bibbia, porterà il fuoco appicciato per castigare tutti quelli che non conoscono Dio. Vale tutti quelli che non hanno voluto accogliere il Vangelo di Gesù Cristo, che è il Signore nostro. Tutti questi saranno condannati alla dannazione eterna, arrestati per sempre alla faccia del Signore e arrasata tutta la potenza sua, assai rossa. Dentro a chi giorno il Signore verrà per essere accolto e tutti quelli che appartengono a essa, per essere conosciuti e apprezzati, a tutti quelli che credono dentro a essa. E tanto, ci sarete pure voi, perché pure voi avete creduto a tutte quelle che vi state predicate. Preghiera per Tessalonicese. Perché sti prega tutti i giorni per voi, a domanda a Dio, che facesse diventare regna che la chiamata sua, a domanda che esso potesse aiutare con tutta la potenza sua, per far compiere tutte le adesive vostre e fare bene, e facesse diventare buona tutte quelle opere che nascono dalla fede vostra. A così regnerete eroi o nome del Signore nostro Gesù Cristo, e voi stessi sarete regnuti eroi a essa. Chi se non reale, che viene rinde in mano a Dio, e rinde in mano del Signore nostro, Gesù Cristo.